Agrigento Centro, l'istituto apre le porte al nuovo anno scolastico con l'accoglienza. Sì, salutiamo il nuovo anno scolastico con attività di accoglienza che coinvolgono tutte le classi dei 3 plessi per l'intera prima settimana di lezioni. Il mare è il tema del progetto di accoglienza per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado il filo conduttore è il viaggio. Abbiamo scelto questi temi immaginando la scuola come un grande mare, ricco di idee, pensieri, emozioni, storie e talenti. E poi perché l'apprendimento è un viaggio entusiasmante in cui non si è mai soli. Progetti per il futuro? Sì, ci aspetta una sfida importante. Grazie al PNRR stiamo portando avanti la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi, in grado di rafforzare le competenze digitali degli studenti e favorire un approccio, ad esempio, all'intelligenza artificiale e alla robotica educativa. Ovviamente ci dedichiamo, e sarà un anno intenso, all'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alla dimensione europea dell'insegnamento, alla transizione digitale, alla legalità, al contrasto a ogni forma di violenza e di discriminazione. Il nostro impegno è volto a realizzare una scuola dinamica, inclusiva, attenta alla centralità dell'alunno e luogo privilegiato dove sperimentare la cittadinanza attiva e responsabile. Gestire 3 plessi non è da poco, 3 plessi storici nella città di Agrigento. Sì, c'è tanto impegno, tanta passione, tanta determinazione a raggiungere obiettivi di miglioramento della qualità del servizio scolastico, obiettivi di crescita, di condivisione e di comunione di intenti. Allora non ci resta che dire, auguri, buon anno scolastico a tutti e buon viaggio!